Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Taglio di Po, siamo al telefono con il sindaco Francesco Siviero. E naturalmente, oltre a fare gli auguri di inizio anno, vogliamo chiedere al sindaco la situazione Covid che, sentendo anche i comuni vicini, sta veramente diventando preoccupante. Come va la situazione a Taglio di Po? Buonasera Leandro e tanti auguri per inizio anno anche a te. E la situazione è preoccupante perché i casi sono aumentati in maniera esponenziale dal 31 al 3 di gennaio, almeno questi sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione. In particolare tra il 2 e il 3, ad esempio a Taglio di Po, abbiamo registrato un incremento di 125 casi, cosa che non si era mai vista in questi quasi 2 anni di pandemia. Quindi ad esempio noi siamo rimasti con un trend di circa 40 casi di media, insomma diciamo così, per 3 mesi. Tutto questo andava avanti anche fino a fine dicembre, poi improvvisamente dal 31 al 3 abbiamo avuto quasi 140 casi. Confrontandosi lei con i dottori della zona, c'è una spiegazione per questo o è inspiegabile? No, non abbiamo una spiegazione, perché ci siamo sentiti anche con altri colleghi della zona e anche loro hanno vissuto in questi 3-4 giorni un picco veramente, che dire, esponenziale è poco. Sentito anche ULSE, però non c'è una spiegazione reale del perché insomma siano aumentati i casi in questa maniera. Ma si sa se è la variante Omicron o ancora il Delta o cos'altro? No, questo non lo sappiamo ancora, anche perché con l'inizio di gennaio è cambiato le modalità per accedere alla cosiddetta quarantena, quindi la sorveglianza. Prima era necessario avere il tampone molecolare, invece adesso basta già un tampone rapido fatto in farmacia e scatta appunto la quarantena. Non abbiamo attualmente un dato preciso di come stia evolvendo, abbiamo solo dei dati puri e semplici di questo aumento esponenziale di questi ultimi giorni. Naturalmente le chiedo la situazione della RSA, che è la parte più debole di il nostro paese. RSA di Taglio di Po come va? No, per il momento non si registrano particolari problematiche perché già da tempo le RSA avevano, oltre ai propri protocolli interni, anche protocolli più rigidi per le visite, che ovviamente vanno ad incidere su quelli che sono i rapporti tra gli ospiti e i familiari, è vero, però è anche quasi l'unico modo per riuscire a preservare la struttura in questi giorni, insomma. Ecco, girando per il Polesine, le farmacie che sono addette anche ai tamponi sono strapiene. Situazione a Taglio di Po per quanto riguarda tamponi? UIS si sta attrezzando appunto per questa nuova, chiamiamo così, emergenza. Quello che non si capisce come al solito è se effettivamente sia stato un aumento dovuto alla contagiosità e quindi che sia solo legato alla contagiosità o un aumento rispetto al numero dei tamponi processati, però effettivamente sembra un trend abbastanza strano, anche perché riscontriamo che abbiamo avuto tante persone che in maniera coscienziosa magari si sono fatto un tampone prima del cenone, sono risultate positive, quindi si sono messi in quarantena. Tante hanno fatto il tampone prima del cenone, sono risultati negativi, poi magari la sera tra il 31 e l'1 hanno avuto contatti con un positivo e improvvisamente hanno manifestato sintomi lievi e sono risultate positive. Dopo un altro aspetto è che su quasi 190 casi in valore assoluto che abbiamo a Taglio di Po, ma che sicuramente cresceranno nei prossimi giorni, abbiamo solo 2 persone ricoverate. Quello che abbiamo riscontrato noi con una piccola indagine con i sindaci e i suoi colleghi dei paesi limitrofi, che tutti i comuni del Basso Polesine sono nella vostra situazione. C'è stato questo balzo esponenziale e quindi che raccomandazione potrebbe dare? Sì, diciamo che chi più chi meno stiamo vivendo un po' questo aumento esponenziale. Le raccomandazioni da dare sono quelle di seguire comunque quelli che sono i protocolli previsti, quindi l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, igienizzarsi le mani, stare attenti ai momenti di assembramento e soprattutto per chi può accedere anche alla campagna vaccinale, perché veramente può fare differenza non tanto sul contrarre, diciamo così, la malattia o meno, ma sull'attenuare quelli che sono i sintomi che comunque poi vanno ad incidere su tutti quelli che sono gli aspetti sanitari legati alla malattia.